Scatman's World. Bella ragazzi, tutto il commentatore veneziano. Fio, siamo su Flash Simulator X e siamo con Airbus X. Prima di tutto voglio ringraziare Mito125 che mi ha fatto un tutorial in diretta su come usare questo aereo, grande veramente. E niente fioi, siamo qua in Cold and Dark su questo Airbus A321 dell'Alitalia e siamo a Bari, tappa di oggi Bari-Roma veloce per imparare, cioè per capire un po' se abbiamo capito anche in video come fare, visto che da solo sono riuscito a fare 2-3 voli, però adesso in video è tutta un'altra cosa. Allora, vai, cominciamo la checklist, speriamo di non fare cagate ragazzi, perché un conto è essere da soli, un conto è fare il video, purtroppo l'ansia della prestazione da video c'è sempre. Perfetto, allora le porte, no, prima però attenzione, load, carichiamo il tutto, return, doors, ok, cargo e cargo, perfetto, load fuel, tutto messo, ok, andiamo a caricare i nostri passeggeri. Ok ragazzi, stiamo caricando e volevo spiegare una cosa, che la prima parte, cioè fino al decollo, faccio tutto manuale, quindi checklist completa del comandone, poi la seconda parte o comunque da in volo facciamo lavorare anche il copilota, così tanto secondo me è reale che il copilota è là per aiutare il pilota, e poi perché così, visto che è il primo video, fare tutte le operazioni anche mentre volo, posso anche confondermi e rincoglionirmi più del solito. Qua sono le 11 di mattina ma c'è un cielo ragazzi, non so, se è veramente un tempo di merda Bari, vediamo che stanno caricando il tutto. Ok, c'è un Ryanair anche, due Ryanair ci sono. Perfetto, i passeggeri sono saliti, i bagagli quasi. Iniziamo la checklist. Adesso il copilota è su off, quindi faccio tutto io. Vai. Cockpit preparation checklist. Buono. Batteries. Both on. Electrical power. External power is on. Navigation lights. On. Engine master. Perfetto. Both off. Engine mode selector. Check normal. Landing gear lever. Checked. Parking brake. Off. Off. Flaps. Checked position. Check position. Speed brake lever. Checked retracted. Thrust levers. Idle. Transponder mode. Checked Standby. Radio control panel. Set On. on. ECAM recall. No, aspetta, lì carico. Checked. Anti-skid. On. Flight director. On. Emergency lights. Tenga. Set. No smoking signs. Set Okay. on. Anti-ice. Off. Probe window heat. Auto. Air condition. Checked. Ventilation panel. Is checked. Electric panel. Checked. Fuel pumps. Vai. Set on. Hydraulics. Is checked. AccuBrake pressure. Checked. Ground proximity warning system. On. Electronic flight control system. On. Adiers. Nav. Set to Nav. nav. Emergency equipment. Is checked. Checklist complete. Perfetto. Adesso lo chiudo le porte. No, perché prima bisogna mettere. Allora, intanto. Vai. Tutte le prove anche. Proviamo a mettere il piano di volo. Per fortuna non sono tantissime. 14.000 intanto qua. 14.000. Ho messo FL 180 perché sì, 49.000, ciao. 14.000. Ok. Qua penso che partiamo dalla 7 solita.
mettiamo già 70. Ok. Va bene. Ah no, 25 in realtà. 25. Pensavo la 7, invece vai di 25. Va bene, ok, ora anche qua fatto. Allora adesso andiamo su piano di volo, init, allora lift, ci siamo controllato giusto, libd, lirf, ci arriva sempre a Roma quando Fiumicino, quando si fanno le prove. Ok, allineiamo, numero di volo Q07 e si gode. Cost index 45 e qua ci cazziamo un FL 180, un volo cortissimo. Allora poi andiamo ok, libd, mettiamo Topno, il famosissimo Topno. Ok, Dogus, Ectol, Amsor, perfetto, andiamo giù. Akamo, sì, Akamo, perché non sbaglio, perché se sbaglio questo ragazzi siamo fottuti. Akamo, il nostro però è quello più vicino chiaramente. Tea, il buon Tea, la frequenza è 112,90 chiaramente, perfetto. Cipro, e LAT di Latina, LAT, e abbiamo il 111,2 chiaramente. Ok, perfetto, cancelliamo la discontinuità. Buono, abbiamo detto che partiamo dalla 25, allora andiamo su libd, departure, e l'altra la 7 per Fuetus. Dopo andiamo init, abbiamo detto che il numeretto è 7.2, che me lo sono segnato prima, 7.2 e 08. Allora andiamo su perf 2 trattino up 0.8 e lo mettiamo flaps. Perfetto, ok, qua abbiamo fatto pilota automatico, ok, perfetto, controllato, buono. Ora possiamo chiudere le porte, checklist, no, scusate ragazzi, prima chiudiamo le porticine. Abbiamo caricati tutti, spero. Closed e closed. Ok, Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. perfetto. Before start checklist. Windows and doors. Closed and locked. APU. Ok, l'APU. Vai. Set on. APU bleed. Perfetto, anche l'APU bleed. Adesso dobbiamo aspettare qua gli hertz.
Ecco, purtroppo con il pushback invece non riesco a settare il GSX, cioè lo set, però mi dà problemi, non riesco più ad andare avanti, mi si blocca la checklist, non capisco il perché. Vabbè, piccoli maneggi comandiani devo imparare, fioi. È tutto abbastanza normale in questo mondo curioso. Anzi, un Kume così professionale non l'ho mai visto, fioi, mamma mia. Un grande Kume proprio. Adesso stiamo aspettando qua, deve stabilizzarsi qua gli Apu Gen. Una volta che è verde anche lo 0 di là di HZ, siamo a cavallo. E che ci siamo? Set on. External power. Ok, dobbiamo togliere l'external power. E anche da qua. Ciao stronzo. Disconnected Ok. and off. Cabin signs. Scusate un attimo, un problemino, beacon. Set on. Checklist complete. Ok. Cominciamo anche col pushback allora. Vai di pushback. Allora facciamo così. Right. Tanto ho già visto. Perfetto. Flight deck to ground. Go ahead, sir. Buono. Ground, we have ATC clearance for push and start. Please confirm ground equipment and services are clear. Roger. Vai che ci siamo. Adesso cominciamo il pushback. Adesso parlo con Ground l'ometto. equipment and stairs are clear. All doors are closed. Steering pin is in position and we're ready when you are, Captain. Start pushback. Ok. Adesso devo rimuovere. Sir, please release your parking brakes. Perfetto, rimuoviamo i parking brakes. Parking brakes released. Start and pushback. You can start both engines at your discretion, Captain. Okay. Allora dobbiamo fare così. Inizio Starting start. engine 2. E il motore 2 è acceso. Quando si stabilizza il 2 possiamo attivare anche l'1. Prima no. Ok, si parte ragazzi. Si parte per il pushback comandiano. Un traffico non ce n'è né in partenza né in arrivo. Abbiamo il nostro Ryanair. Però in realtà l'altro non c'è, boh. Engine 2 is stabilized. Ok, possiamo attivare anche il motore 1. Starting number 1. Andiamo qua per dopo. Ok, aspetta però una cosa la dobbiamo mettere. Buono, eccolo qua, vedi là, di solito si parte dalla 7 molte volte. Che la 7 è dall'altra parte, chiaramente. Speriamo di aver fatto tutto correttamente, fioi. Se no sono dolori. Quindi abbiamo detto che partiamo dalla 25. Engine 1 is stabilized. Qua no, fare 2,50. Ok. Perfetto. Ok, anche il motore 1 è perfetto. È stabilizzato. Adesso speriamo di non finire a Foggia con il pushback, perché che sboccia, guarda che roba, mi fa andare. Potresti anche fermarti, cazzo. No, va avanti. Vabbè. Puoi fermarti, vecchio mio? Si può fermare, grazie. Niente, il porco non si ferma. Dai, cazzo, non mi fai andare a Foggia, a Lecce. Ok, perfetto. Pushback is complete, Captain. Please set your parking brakes. Ok. Parking brakes are set. Okay then, Captain. Tow bar disconnected. You know steering pin is removed. Adesso si disconnette. Signal on the right. Have a good run, sir. Ora qua possiamo andare anche qua e mettere su normal. Normal, perfetto. After start checklist. Engine mode selector. Check normal. APU bleed.
Ok, l'APU bleed. Ciao. Set off. APU master. Ciao. Set off. Ground spoilers. Armiamo, facciamo qua la prova. Allora, se del joystick. Ok, Full right. Neutral. perfetto. Full up. Full down. Ok, Neutral. Rudder. Full left. Full right. buono. Neutral. Check. Flaps. Flaps. Settiamoli a 2. Flaps 2. Anti-ice. Off. Beacon status. Checked. Beacon door page. Beacon doors. Tutto chiuso. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Ok, possiamo andare adesso. Iniziamo il taxi. Vai. Il nostro Airbus è pronto. Aspetta però. Merda me. Taxiing checklist. Ok. No flight. Nose. Set on. Brake check. Pedal pressed. Ok, prova dei freni. Checked 0. Check. Auto brakes. Auto brakes max. Max. Perfetto. Takeoff data. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Check. TO config. Teo config ce l'abbiamo qua. Set. Checklist complete. E facciamo un bel taxi. Pianino, magari come, grazie. Oh, ma che tempo strano. Sono le 11:03 minuti, ma è veramente brutto, siamo un po' veloci però, Kuma. E qua ecco, sappiamo che nel taxi ci sono le licenze kumendiane. Vado un po' più forte del normale perché è giusto così. Perché il Kuma è il Kuma. Non se riusciamo a fare qualcosa di un po' più professionale, sono proprio curioso. Ok. Fortuna è piccolo, Bari, quindi facciamo anche presto. Brake fence. Off. Ho messo anche il radar, ragazzi, così. Checked normal. Eccolo qua. TCAS. Aspetta un attimo, qua mi sto rincoglionendo. TCAS. TARA tilt above. Exterior lights. Exterior light. Allora, 1 2 3. Set on. Perfetto. Sliding tables. Stowed. Stowed. Checklist complete. Adesso, però, come ho detto io prima, ci facciamo anche aiutare dal copilota per le successive checklist in volo. Ok. Adesso dobbiamo raggiungere Mount Oga con la nostra manetta. Abbiamo anche il radar, non è per niente una bella giornata oggi a Bari, anzi. Con le varie manovre kumendiane, sono le più belle del mondo. Piano Kume. E ok, possiamo partire. Take off. Mantoga, SRS. ok. Check. Sta anche piovendo, comunque. Vedi, ci sono del colore rosso sul radar. Set. Abbassiamo un attimo. 100 knots. Checked. Speed 1. Rotate. Roted. Adesso ci pensa lui. Time. Gear up. Gear up. Nav 1. Qua dobbiamo abbassare a climb. Un attimo, porca troia. Climb thrust. Perfetto.
Da che ci siamo. Gears up, lights off. Teoricamente ci siamo. No, qua ho sbagliato perché devo aspettare. Mi deve dare la 2.45. Perfetto. Sta girando il porco. Flaps 1. Speriamo bene. Speed check, flaps 1. Vabbè, possiamo portarlo un po' più su però, perché vediamo se va su da solo. Speriamo. Che madonna fai Bari, veramente una giornata orrenda a Bari. Veramente brutto, brutto, brutto. Flaps 0. Speed check, flaps 0. Ok. And the after takeoff checklist. Engine mode selector. Dai, vai su, vecchio mio. Spoilers. Disarmed. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up, lights off. Buono. Exterior lights. Set Adesso ci off. pensa lui perché chiaramente in volo sono un po' più affannato, quindi Eyes. con i video è così. Per adesso. Checked. Altimeter. 1015. 1015. Sta salendo piano piano. Complete. Ok, buono. Siamo in salita. Adesso dobbiamo raggiungere la quota crociera praticamente, che è 18.000. Quindi non molto alta perché tanto è un volo brevissimo. Guarda che giornata, che non piove per miracolo. Qua però forse devo alzare un po', presumo. Non so, non far cavolate, mi sto cagando addosso. Sono super concentrato, fioi. L'importante è che la velocità rimanga giusta, che il mio tallone d'Achille, ragazzi. Qua il radar però non dà tante nuvole, boh, non capisco. Finché c'è qua THR, CLB sono tranquillo, se mi cambia questo è finita. Mamma mia, giornata indimenticabile proprio. Prego, non andarmi in overspeed perché se mi vai là mi incazzo. Il radar non capisco se è giusto o no, perché sembra che ci siano parecchie nuvole, vabbè. Va bene, ogni tanto la ghicchia, ragazzi, anche normale, anche una brutta giornata qua, quindi con le nuvole ancora più dura e con fraps e tutto. C'è anche traffico QIT. Aia, perché mi dà speed? Ti prego, fermati. (180). Buono. Per adesso va tutto bene, fioi. Per adesso ci siamo. Facciamoci una panoramica. Vai. Ok. Mamma mia quante nuvole però, fioi. Sta virando, quindi anche la rotta chiaramente ci siamo. Finora tutto bene, dai. Un po' siamo in quota crociera, la velocità è perfetta, è tutto ok, madonna, la prima parte è andata bene, fioi. Sto cagando addosso, ma la prima parte è andata bene, siamo ad August. Devo andare a Ectol. Buono, buono, buono. Di panoramica. Guarda che tempo, fioi.
Cioè, guardate che cioè, il sole non si vede, raga. Ragazzi, sì, cazzo, il localizzatore è preso. Tutto bene, ma siamo veloci secondo me. Secondo me siamo troppo veloci. Speriamo bene, Fei. 2500. Oh, va anche giù, perfetto. 2500. Come sempre la velocità è la rottura di coglioni del cubo, non c'è. Laser captured. Sì, l'ho preso, ok. E ora si prega. Questa bella giornata. Non posso, non mi... è pazzesco però, non posso lo spoiler, cioè i flaps, scusate, il carrello. Flaps 1. Ok. Check. Flaps 1. Ti prego, dimmi che ce la fai, vecchio, ti prego. Siamo ancora veloci, però. Speriamo bene, dai, stiamo calmi, non prendiamoci del panico. Non prendiamoci del panico. C'è il carrello ancora giù, Non riusciamo ad andare più lenti. Ai ai ai. Devo abbassarmi io. Fio non ce la fa. Ma perché? Niente, non riesco, non si abbassa. B-check. Flaps 2. Lo so. Flaps 3. Ma non c'è alternativa, questa non l'ho proprio capita. 500. Gear down. Vabbè. Siamo velocissimi, siamo. Ai ai ai. Io non ho capito il perché, sinceramente. 2 minimum. Non mi sembra di aver fatto errori. Continue. E arrivo velocissimo, arrivo. 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Retard. Mamma mia. Ground spoilers. Ragazzi, spiegatemi sta storia perché non l'ho capita. B-check. Flaps 4. Mi è andato giù lentissimo di velocità. Ce l'abbiamo fatta, ma proprio per miracolo. 70 knots. Vabbè, dai, come primo volo tutto bene, la parte finale non l'ho capita, sinceramente. FMA check. Radar Cioè- tilt. Adesso io vorrei capire, ragazzi, perché... Arrows on set and cross-checked. Stai buono. 1016. 1016. Cioè, io vorrei capire perché tutto bene, tutto perfetto, ma la velocità non andava giù. Cosa ho dimenticato? Ma avevo anche il copilota, cazzo, proprio per apposta l'ho tenuto. Boh, non l'ho capita sinceramente. Mamma mia che meteo, c'è pioggia dappertutto di là, Però veramente spiegatemi perché sta storia, veramente non ho capito perché, cosa ho dimenticato, cosa dovevo fare, ragazzi scrivetemelo sotto il video, perché non ho capito perché è andato veloce, cioè proprio mi è rimasto ai 200 nodi, cioè non è molto normale, cazzo, sì che io tutte le procedure le ho fatte perché sennò non prendeva il sentiero di discesa, non andava giù, cioè non capisco. Ragazzi, aspetto i vostri. Ok, ragazzi, abbiamo finito. Mi rimane un po' l'amore in bocca perché poteva essere tutto perfetto, invece c'è sempre stata la rincoglionata comendiana. Qua. Parking brake and chocks. Buono. Shocks are set. Guarda che pioggia, mamma Parking mia. brakes released. Engine master. Both off. Seatbelt signs. Set off. Beacon lights. Potevo farla anche io sta parte qua, ma vabbè, insomma, mi hanno fatto girare i coglioni la velocità. Set off. Anti-ice. Off.
fuel pumps. La parte a terra era più bella. Ma perché sta roba? Set off. Checklist complete. Ragazzi, ecco, stiamo facendo sbarcare tutto. Guardate che giornata, cioè è una roba impressionante. È mezzogiorno, ma sembrano, non so, veramente ho beccato un tempo schifoso in centro Italia. Ecco il deboarding. Abbiamo un Ethiopian, Swiss Air, bene. E niente, questo come primo volo, diciamo, più professionale, non è andato malissimo. Peccato alla fine che non ho veramente capito cosa è successo. Aspetto commenti perché proprio la velocità non andava giù. Anche se il resto sembrava insomma a posto. Raga, con queste immagini un saluto dal comandone veneziano. È arrivato anche un aeroplanino qua. Eccolo qua. Ciao!